Qualcuno per alzata di mano, se no facciamo solo confusione, mi sa dire che cos'è il cyberbullismo? La Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola con un obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo non faccia più vittime. Grazie a questo track allestito con un'aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato gli studenti degli istituti trevigiani con i loro insegnanti per dialogare di sicurezza online. Nel cyberbullismo, quello che scriviamo, quello che postiamo, quello che condividiamo diventa virale. I social network infatti sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager. Capire i ragazzi oggi non è sempre per gli adulti compito agevole, giovani che sempre più spesso restano contagiati da modelli sociali trasgressivi completamente sconosciuti ai genitori. Un progetto che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della polizia hanno incontrato oltre 2 milioni di studenti sia nelle piazze che nelle scuole. Del cyberbullismo bisogna sempre stare attenti, cioè dirlo ai genitori e non tenerselo dentro. Bisogna stare sempre attenti a quello che si posta online. Dagli incontri con le scuole di ogni ordine e grado si evince l'importanza delle attività di prevenzione. Ogni anno noi vediamo che già gli studenti sono più consapevoli di quali sono i rischi, sono informati, hanno ancora qualche magari piccolo dubbio su quello che è lecito o non è lecito, ecco, non conoscono ancora bene qual è il confine, però già sanno che il problema esiste e cercano appunto di porvi rimedio. All'iniziativa hanno partecipato anche il prefetto e il questore di Treviso.